Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciak in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi attori e registi sardi o comunque che abbiano lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lovina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi il regista Mirko Zaru. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Come Ciao, va? Tutto Mirko. bene? Sì, tutto bene, devo dire la verità, è un periodo molto proficuo, sono contento di quello che sto realizzando, devo dire. Bene. Ti facciamo subito la prima domanda. Mirko, pro o contro l'intelligenza artificiale? Io sono pro, chiaramente, anche perché credo di essere un pioniere da questo punto di vista, perché giusto qualche giorno fa abbiamo chiuso finalmente il nostro primo lavoro realizzato utilizzando l'intelligenza artificiale per animare le nostre scene. Devo dire la verità, è uno strumento interessantissimo. Ma si tratta di un corto, di un lungo? È un sai? mediometraggio di 30 minuti che si chiama Il diario di Eva, è tratto dal romanzo di Mark Twain, dalla novella di Mark Twain. L'ho co-diretto insieme a Christian Loddo, che ha fatto per tanto tempo con me, insomma, le produzioni. Ha deciso di intraprendere, insomma, anche lui un pochettino la strada della regia, perché pensava di avere qualcosa da dire. Secondo me qualcosa da dire ce l'ha e avremo anche delle cose interessanti in futuro, e quindi ho voluto affiancarmi a lui per dargli un pochettino anche una mano, insomma, in tutte le cose che per lui erano ancora un po' oscure, e abbiamo realizzato appunto questo prodotto che verrà distribuito in tutto il mondo. Lo abbiamo già doppiato in inglese e spagnolo. Doppiato con intelligenza artificiale o con... Doppiato con l'intelligenza Ah, artificiale. ok. 100% Infatti, intelligenza artificiale? no, non 100%, perché comunque sia la sceneggiatura non è intelligenza artificiale, la modellazione delle location è fatta in 3D con Blender, e poi insomma l'intelligenza artificiale quello che ha fatto è stato animare le scene. Le musiche invece sono originali e le ha composte Christian Loddo. Tutto il progetto insomma è, secondo me, molto interessante. Interessante, scusa, il volevo risultato chiedergli- perché? Perché l'intelligenza artificiale ti dà quella possibilità di affiancarti alle grandi case di produzione che ci sono in tutto il mondo, perché i budget chiaramente si riducono, ma anche quello che può realizzare è qualcosa che prima era impensabile senza avere dei budget ultramilionari, diciamo, perché comunque stiamo parlando di avvicinarsi ad avere una qualità come quella di Avatar, non so, stiamo parlando di Sono cose curioso di dargli molto un'occhiata, ma hai lontane. già creato un trailer? C'è il trailer, qualcosa? sì, si trova tranquillamente sul web. Come si chiama Il diario di Eva. Il diario di Eva? Sì. Dopo me lo cerco e lo guardo, sono curioso. Poi ho altri progetti per quest'anno con l'intelligenza artificiale, perché questo il diario di Eva chiaramente ha un taglio molto cartonesco. Invece sto già lavorando a un altro progetto che si chiama Corraios, è un mio film lungometraggio che voglio finire entro l'anno. È un film western che io chiamo un ritorno allo spaghetti slasher, perché questo termine l'ho coniato io, perché è uno spaghetti western che però ha una connotazione dello slasher, del tipico assassino con la mannaia o con il rasoio che si usava nei gloriosi anni del cinema italiano, che ha introdotto Mario Bava, poi che tutti hanno ripreso in tutto il mondo, insomma. Questo quindi è un altro progetto. Poi parallelamente sto facendo un docufilm per la Vernaccia di Oristano, con l'Ecomuseo della Vernaccia di Oristano, in copartecipazione insomma, con tutti i comuni che abbracciano appunto il discorso della Vernaccia. E qua vogliamo fare proprio un film che sia molto tradizionale, tradizionale è quasi fiabesco, nel senso, io vorrei raccontare sì un documentario, ma che abbia delle connotazioni filmiche che facciano innamorare di questo prodotto, che poi noi l'abbiamo chiamato L'oro del Mediterraneo, il docufilm, perché effettivamente è una cosa che abbiamo solo noi, e secondo me è fantastico come prodotto e bisognerebbe promuoverlo al meglio. Abbiamo la possibilità di spingerlo con i miei canali di distribuzione in tutto quanto il mondo, e spero che sia un buon convogliatore, insomma, per quello che riguarda appunto
la nostra Qual è terra. la differenza delle emozioni nel realizzare un film con l'intelligenza artificiale e poi, siccome ne hai fatto, farlo anche con gli esseri umani, con quella energia che ti danno durante le riprese, con i problemi che succedono durante Allora, le riprese? i problemi non mancano neanche nell'altro modo. Allora, fondamentalmente per un regista il discorso è come ottenere un risultato a prescindere che sia un attore o che sia un qualcosa di virtuale, che poi tanto virtuale non è, perché la maggior parte delle scene si animano facendo recitare l'attore e poi sostituendo l'attore con il personaggio. Di conseguenza la recitazione intrinseca sta proprio nel fatto che L'intelligenza artificiale copia l'attore, cioè lo riprende. allora, prima prende c'erano la delle recita. c'erano delle tecniche come il motion capture che ti consentiva appunto di prendere il movimento tramite una tuta con dei punti di riferimento e poter animare un 3D. In questo caso invece quello che succede è che lui prende direttamente il movimento dal video e sostituisce il personaggio. Una semplificazione di quello che c'era già prima. Non è che è stato inventato niente di diverso da prima. Oddio, qualcosina magari sì come tecniche, però io lo ritengo semplicemente uno strumento in più. Non lo ritengo una cosa da aver paura. Consiglio a tutti quelli che sono di questo settore di affacciarsi a questo mondo e capire come funziona. Ma non parlo solo dei registi, parlo dei costumisti, parlo dei direttori della fotografia, parlo di chiunque, insomma, perché è una valanga che investirà questo settore e non si può chiudere gli occhi e far finta che non stia succedendo niente. Bisogna adeguarsi, perché quelli che non si adegueranno subito, in un qual modo, verranno tagliati fuori. È anche vero che potrebbe esserci che c'è una sorta di settore dove si rimarrà fedeli a girare nella vecchia maniera, e sicuramente saranno anche quelli che avranno più successo, perché comunque la realtà difficilmente può essere superata. Però saranno magari una nicchia a sé che vuole continuare con uno strumento del genere, ma difficilmente i budget che potranno essere gli stessi, Sì, considerando differenza la sarà riduzione. quella. Esatto. Quello Andrai a che vedere farà al la cinema un differenza, film certo. realizzato all'intelligenza artificiale, potrai andare con i soliti 5-6 euro. Quando andrai a vedere un film invece realizzato da persone in carne ed ossa, 5-6 euro non ti basteranno più. Ma magari non è. Io guarda, ti dico. Il costo del biglietto è il doppio. Io avrei voluto parlare di altro, del mio percorso, non sarei voluto finire nell'intelligenza Nell'intelligenza. artificiale, Abbiamo tempo che per questa parlare è di la altro. fine, insomma, di un percorso, non la fine, spero che sia la fine, diciamo che è L'evoluzione di un percorso. percorso, ma io non ho intenzione di mollare, insomma, la vecchia maniera. Ecco, infatti infatti. il docufilm lo sto girando ancora alla vecchia maniera, non è che sto facendo così. Ma infatti ti volevo chiedere proprio quello, cioè tu nasci da un altro tipo di percorso. Sì, io ho fatto un Ecco. percorso molto lungo. Io ho iniziato a fare, raccontaci diciamo, com'è. ad affacciarmi al cinema, diciamo, nel 2001. Stiamo parlando di 2 giorni fa, insomma. Io ho iniziato con i primi cortometraggi nel 2001, quando lavoravo per un'emittente televisiva regionale. Poi ho continuato quando sono andato a lavorare insomma, nelle televisioni, quelle di nella televisione di Stato e anche nella sua concorrente principale. Non voglio fare i nomi perché chiaramente è meglio di no. Comunque sia, poi a un certo punto mi sono trovato a voler tornare alle origini e fare qualcosa per la mia terra. Io ho sempre questa cosa, sono un grande appassionato di archeologia, insomma una serie di cose che mi tengono attaccato visceralmente a questo posto, e di conseguenza cosa è successo? Che ho cominciato ad aiutare gli artisti a realizzare videoclip musicali per la maggiore. Ho fatto quasi 200 dal 2012 fino più o meno al 2016, quando poi ho tirato fuori, ho voluto fare un salto, ho fatto prima una web series, poi dopo la web series ho tirato fuori il mio primo film lungometraggio. Che era? Vien di notte. Vien di notte è un film molto ambizioso, l'ho completamente finanziato con sudore e sacrificio. Avevamo ospite Gabriele Muscas, giusto? Era Ah il sì, tuo film. sì. No, No, aspetta, no, Gabriele no, nel Muscas senso era successivo, in Metamorfosi Gabriele. dell'essere. Metamorfosi Metamorfosi. dell'essere, Sì. Che- Gabriele Muscas
è venuto con Metamorfosi dell'essere, che appunto è la Ma mia Viene opera di notte seconda. forse era troppo piccolo Gabriele Musca, spero, no. Ma qualche anno, No. no, perché comunque sia c'era anche Andrea Arru nel mio film, quando ancora non era il famoso Andrea Arru che insomma oggi vediamo negli schermi di tutti, cioè, ha iniziato nei miei primi 2 film. Infatti ho fatto anche un cortometraggio sociale che si chiama Lo Scarabocchio, che parla del mutismo selettivo, dove il protagonista è Andrea Arru quando era ancora un bambino di cui, insomma, meno di 10 anni aveva, credo. Comunque sono molto contento della sua carriera, che lui sia riuscito poi a avere un futuro in questo settore, come d'altronde lo sta avendo Gabriele e tanti altri che comunque sì hanno collaborato con me. Sono contento di essere riuscito a dare una possibilità a delle persone che inizialmente non ne avevano, e spero di aver fatto qualcosa, perché io quello che ho fatto da sempre per i miei film è stato cercare di darmi un taglio riconoscibile, che secondo me è la cosa fondamentale, senza mettermi il problema se quello che facessi piacesse oppure no. Cioè, io non mi muovo per il denaro, non mi interessa. Mi interessa non avere successo, ma realizzare le cose che parlano di me, che parlano di quello che mi piace. Poi che piacciono o non piacciono alle persone per me non è molto importante. L'importante è che sei soddisfatto tu di Ma aver io non portato sono a mai termine un soddisfatto, te lo progetto. garantisco, mai soddisfatto di quello che faccio, perché chiaramente i budget non consentono di realizzare Certo. cose come volevi. Però il discorso è, a livello fotografico sicuramente io seguo delle regole ben precise che mi sono autodettato e mi sono creato uno stile inconfondibile. Cioè, se tu vedi un mio film, anche se non sai che è il mio, puoi dire questo probabilmente l'ha fatto Mirko Zaru, e io credo che sia questo il punto che bisogna raggiungere per un regista, avere un'identità, almeno da quel punto di vista. Che poi tu da quell'identità hai dei consensi, non hai dei consensi, questo poco importa, perché bisogna prendersi un posto nel panorama ed essere riconoscibili sicuramente è quel panorama. Poi che sia una nicchiettina piccola piccola oppure grande non importa, a me quello che mi interessa è dire voglio rivolgermi a quel pubblico che quelle cose le può capire. Quelli che non le possono capire guarderanno altro, io non è che voglio per forza che lo guardino tutti. E in questi 2 lungometraggi qual è l'elemento che li identifica e li riporta a te? Allora, la mia fotografia è costruita seguendo il rapporto aureo prevalentemente. Le luci sono molto caravaggesche, ha dei costrutti cinematografici innovativi, mi sembra quasi volermela tirare, assolutamente non sono innovativi, cioè sono diversi da quelli consueti, perché comunque sia ho scritto una nuova forma di narrazione che non avevo mai visto, che secondo me è importantissimo, perché sennò continuiamo a fare roba trita e ritrita. Anche se alcune volte dover seguire questo tipo di narrazione mi ha portato a dover dire cavolo, forse se avessi fatto nell'altro modo sarebbe uscito anche meglio. Però bisogna avere una coerenza stilistica dal mio punto di vista, e soprattutto ho voluto associare all'immagine la musica in modo tale che fosse coerente con quello che stavo facendo. Anche quella quindi è fatta in 432 Hz, è stata fatta con un pensiero, insomma, tutto il film è realizzato con un filone logico, con delle simbologie ben precise che ci sono all'interno della fotografia, che sono costruite per rivolgersi alle persone che quelle simbologie e quel tipo di cose le possono capire. Capisci? Questo è fondamentalmente il discorso che faccio io. Poi chiaramente dirigere gli attori, io faccio sempre un ragionamento fondamentale. Sì, la recitazione è importantissima. Purtroppo non ho avuto modo di potermi permettere attori che avessero grandissima esperienza a livello cinematografico, però una cosa di cui sono certo è che tutti i miei attori rivestono un ruolo in cui il loro viso è perfetto per la parte che rivestono, e secondo me questo è importantissimo. Quindi a livello di casting riuscire ad azzeccare il viso è fondamentale. Per me ci sono degli attori bravissimi a livello di recitazione che però non hanno un viso che buca lo schermo, e purtroppo per quanto possano essere bravi, per quante scuole possono aver fatto, certo, eccetera, sì, se non hai un viso che buca lo schermo purtroppo non riuscirai a rendere quello che si sta cercando.
faccio anche un mea culpa perché molti attori che hanno lavorato con me purtroppo si sono trovati a doversi limitare in quello che avrebbero voluto fare, perché io ho un'idea chiara di quello che è il mio cinema e non voglio una teatralità, non voglio la gesticolazione eccessiva. I miei sono dei film molto slow burn, nel senso sono abbastanza lenti. Molti anche perché penso di farli con 36 giornate di ripresa, con 40 giornate di ripresa, poi ne faccio 22 perché non mi bastano i soldi, però quello è un altro discorso, insomma. Comunque, quello che dico è, Metamorfosi dell'essere e Via di notte sono i miei 2 primi film, diciamo, dove stavo un pochettino sperimentando e mi sono serviti per poi farmi conoscere un attimo fuori dalla Sardegna più che altro, perché io credo che in Sardegna si abbia sempre un pochettino questa cosa di vabbè, ma lui è sardo. Mi hanno sempre preso un po' con superficialità. La Sardegna stessa? Non la Sardegna stessa, più che altro in Sardegna mi hanno sempre guardato un pochettino come quello è tanto quello. No, dico loro sì, hanno un'idea. Noi sardi andiamo a fare le ferie fuori, anziché girarci la Sardegna, andare a conoscere. Io l'ho girata tutta, la verità. Che abbiamo se ne vanno all'estero. Prima vediamo le cose nostre e poi andiamo fuori. Sì, no? però io quello che dico è, poi qua. chiaramente mi hanno contattato da fuori perché si sono accorti di quello che facevo e qualcuno, probabilmente quelli a cui io volevo comunicare, qualcuno di quelli l'ha visto quello che facevo, e allora adesso ho cominciato a fare delle cose nuove. Per esempio adesso farò il supervisore dell'animazione per un film di animazione che stanno facendo dei produttori di Roma. Poi farò sicuramente 2 film che dovremmo girare, uno in una isola tropicale, uno in una zona desertica, un film distopico che mi è stato commissionato appunto da altre case di produzione. Di conseguenza io credo che se uno ha le idee chiare su quello che è il suo cinema e su dove vuole andare si possa fare tanto. D'altronde nel nostro passato c'è stato il grandissimo Mario Bava, da cui tutti si sono ispirati, che negli anni 60 quando faceva il suo cinema la gente lo guardava con disgusto e non capiva cosa stesse facendo. Oggi è stato apprezzato dopo. Non è stato apprezzato, è il personaggio da cui hanno preso di più per fare tutti quanti gli altri film i registi del mondo. Cioè, quindi dico, avere un'idea chiara di chi sei è fondamentale. Io ripeto, secondo me sono uno dei registi più odiati in Sardegna perché non mi allineo facilmente a quello che insomma alle persone piacerebbe vedere. Beh, certo, indubbiamente avere la propria linea su un prodotto che è la tua creatività che emerge, sì, credo sia fondamentale. Cioè... Io penso che sia il giusto. Ho smesso anche di mandare i film ai festival, ti dico la verità, perché non ho neanche più quella voglia di dire mi metto in competizione con qualcuno. Non è il mio obiettivo mettermi in competizione, paragonarmi a qualcun altro. Cioè, io voglio fare il mio cinema, voglio vivere di questo finché posso, magari inserendo all'interno degli amici con cui posso passare delle ore piacevoli della mia passione, che poi è diventata il mio lavoro, e tirar fuori dei prodotti che possano piacere o non possano piacere. Intanto facciamoli. Questo è quello che dico. Giusto. Parliamo di soldi, allora. Sì. Cioè, per queste tue produzioni come riesci a recuperare i budget? Per quelli che nei 2 film che ho realizzato, il primo l'ho finanziato interamente di tasca, con una grande disponibilità di tutte le persone che hanno lavorato, che hanno preso perché poi uno se vuole realizzare diciamo qualcosa... proprio, capiamoci. Però io dico anche, è stato anche per loro un trampolino, cioè chi ha voluto vederci una possibilità ha investito quanto ho investito io nella cosa. Il secondo ho avuto un piccolo contributo da un comune della Sardegna, il comune di Norbello, che sono stati così tanto gentili da credere nel progetto e a voler realizzare insieme a me quel prodotto che poi abbiamo portato a compimento con soddisfazione. Tu non partecipi ai bandi? Allora, io non partecipo ai bandi per un semplice motivo. Diciamo che oggigiorno bisogna capire bene come funziona il discorso del bando. Il bando ha dei grandissimi vantaggi dal mio punto di vista, però mi sono sempre trovato nel modo di dire ok, quanto ci vuole per ottenere tutta questa roba qui? Quanto lo devo seguire questo sogno?
tutto quello che spreco a seguire questi bandi, tutte queste roba qui, io mi metto e faccio. Cioè, poi non mi interessa se vado in giro con una macchina del 98 scassata, capito? Cioè, io seguo il mio sogno. Sono un matto, ripeto, sono un matto. Però diciamo che questo è. Adesso poi finalmente c'è qualcuno che mette i soldi al posto mio, di conseguenza posso permettermi finalmente di avere una tranquillità e di aver seguito un sogno, secondo me, nel modo giusto. Questo almeno è quello che penso. Ragazzi, abbiamo finito il tempo a disposizione, siamo arrivati ai nostri 20 minuti. Grazie Mirko. Grazie a voi per Grazie. questa opportunità. Novità che ci hai dato anche sull'intelligenza Artificiale, un argomento sul futuro. Poi molto un giorno discusso, molto- mi piacerebbe parlarne meglio, magari più nel dettaglio, per far capire di che cosa Certo. si tratta. Poi magari quando esce il nostro prodotto poi avete modo di Ecco, vederlo. sì, ne questo parleremo. Assolutamente sarebbe sì. interessante. Poi come capire. sempre ci vediamo e ci sentiamo martedì alle 20 su unicaradio.it. Grazie Ciao. di Ciao a nuovo, tutti, ciao. ciao, ciao.